Ecco a voi signori il villaggio cimbro di Vallorce. Adesso andremo a prendere il sentierino che entra nel bosco e ci porta verso l'altro villaggio cimbro dei Peach. Via. Corso online al sabato 19 luglio 2025, 13 ore 36 minuti e un secondo. Oh, ho sbagliato, di qua, di qua. Oh. Decisamente meglio. Non so perché c'è sta deviazione, ma noi la facciamo. Sono in Consiglio, bambini. Sono in Consiglio e c'è gente in bici, poi, tra l'altro. Non ci posso credere. Tranquilli, dopo peggiora. Sì, direi di sì. Comunque è vero, dopo peggiora. Se sono in grado, buon, se no. Ho le gambe a pezzi. Qua. Può darsi, non credo oggi, più probabile domani. Yeah! Occhio! Ah! Ah! Ecco la capanna delle streghe. Ma adesso c'è una bruttissima salita, se non sbaglio, sì. Questa non la fai in bici. C'è il segnale? Veramente sono stanco. Occhio qua all'albero, eccolo qua. Ho sbagliato, di qua. Noi dobbiamo andare su a sinistra. Wow, bellissimo. Dovremmo essere ai Peach. Sì. E qua comincia anche l'ortica.
Ho le gambe distrutte a pezzi, le ginocchia mi fanno malissimo, soprattutto con una front qua ti spacchi. Senti che legnate, che crostolate. Ah, non siamo ancora ai pizzi, no? Dobbiamo ancora fare sta salita. Yep. Ecco, da qua si scende verso il pitch. Dovrò tirare fuori anche il GPS perché ora la cosa si complica. No, di qua. Qua. Yep. E su per di qua. Questo è un altro sentiero ma che scende giù verso i pitch. Qua c'è un vero e proprio dedalo di sentieri, bisogna stare attenti perché comincerà a diventare un labirinto. Qua è bellissimo, è anche sbarratissimo e ci toccherà strisciare come le bisce. Sabato 19 luglio 2025. No, non sono offline. Ore 19 minuti e 21 secondi. No, non sono offline. Sei tu che sei offline. La tua testa è offline. Qua probabilmente è pieno di cervi. Allora, qui di questo canalone torrentizio, bellissimo, bisogna risalire per di là. Il sentiero. Dunque non è neanche necessario fare quel tratto lì. Dai, wow, sta attento. Qua a sinistra. Si va bene. Sembra più divertente sta parte qua. Occhio alla pietra lì e devi correggere perché se no finisci giù a destra sul canalone, ma o ti butti qua su sopra. Ho preso di taglio la pietra, si era bagnata, finivo giù. Tocca passare sopra adesso.
si va molto bene qua. Molto bello qui, bellissimo e anche pericoloso, bisogna stare attenti, Su. Senti che legnate. Ho paura di aver bucato. Non sperende no. La sento troppo morbida la gomma ora. Vabbè dai, andiamo. Bello qua, bellissimo. Bellissimo. Occhio. Siamo a Piano Osteria o a Campon? Siamo a Campon? Abbiamo finito! Ce l'abbiamo fatta, bellissimo, fantastico, ce l'abbiamo fatta. Guarda che Harley, bellissima, ne voglio anch'io una così, soprattutto con sto colore, mi piace tantissimo. Guarda le galline, ho fame. Ora facciamo un rifornimento d'acqua, mangiamo e poi riprendiamo da Piano Osteria e andiamo per Valmenera. Probabile che faccia un salto anche al museo Cimbro del MUC, ma vediamo, è che è un po' tardi adesso. Comunque Valmenera e poi prendiamo verso il Boral del Jazz. Lo facciamo in salita, toccherà spingere per un breve tratto. Questo è una Trinx, non è una Trek, è una Trinx. Devo dire, questo ultimo tratto, quello che porta da il villaggio Cimbro i Peach fino qua a Campon, è magnifico. Toccherà spingere per alcuni brevi tratti, ma credo che tutto sommato è il tratto più bello. Bene, lasciamo Campon e ci dirigiamo verso Piano Osteria per prenderci il caffè e la torta anche forse. E adesso giù per Valmenera. Abbiamo la casa forestale e il museo del MUC. Bellissimo museo. Qua a destra occhio alla sbarra. Eccoci qua. Ora giriamo a destra e andiamo per il Boral del Jazz. Abbiamo una delle salite impegnative e toccherà spingere. Occhio.
Ecco qui l'incrocio con la strada che porta al giardino botanico, qua a destra. Questa la devo ancora esplorare, noi andiamo via dritti. Come volevasi dimostrare. È sfaticante proprio. Ho battuto il cerchio davanti. Ars. Yeah. Al nonno ste robe. Ecco, siamo arrivati al punto di partenza. Qua abbiamo cominciato il nostro giro sopra l'Arketon. Dai che se non sto a perdere tempo forse riusciamo ad andare a fare anche l'antico Troy dei Cimbri, che è un extra. Comunque bellissimo il posto, Guarda qua, passare in mezzo ai tronchi di alberi